pensando e pensando, sono arrivato qua a Codogné nel 62 mi pare. Ero sposato da poco, avevo una bambina, la prima bambina d'ora, lavoravo in ospedale in chirurgia a Oderzo. E il dottor Costagliol, che era il medico condotto di Fontanelle, è venuto a chiedermi: guarda che a Codogné il dottor Zonta si assenta e penso per sempre, se vuoi intanto andare là a farti conoscere. Io vabbè, abbandono un po' l'ospedale e difatti sono venuto qua in quel periodo là. Mi sono trovato un po' imbarazzato perché non ero abituato a fare il medico fuori, insomma. Comunque quando Era la sua prima esperienza, diciamo, come medico sì, condotto? come medico. Avevo mezzi molto relativi, avevo una scassata 500, ma sono arrivato qua e naturalmente non avevo ambulatorio, non avevo niente e dormivo su una stanza a pian terreno dove adesso sono andate anche via adesso le assicurazioni generali. Là, ecco, e avevo un ambulatorio, l'ho fabbricato io praticamente. Alla parte dietro adesso c'è la Banca del Friuli, Là facevo l'ambulatorio, mangiavo al bar Europa, dove c'era una signora molto gentile di cui non ricordo il nome. La mia situazione peggiore era quella che non conoscevo il territorio, allora. E quindi ho dovuto farmi una cartina di Codogné, era fatta da solo, di Codogné, di Roverbasso, di Cimetta. Come funzionava il servizio a quei tempi là? Cioè andavate a chiamate, Ecco, come funzionava? non c'era telefono e allora ecco, sì. venivano a chiamarmi a casa direttamente. E dove venivano? Venivano la mattina molto presto perché la gente andava a lavorare, gli operai andavano a lavorare, e allora sulle 6 venivano a chiamarmi per le visite. E quindi alle 6 dovevo essere su e dovevo anche nello stesso tempo far mente dove abitavano veramente, perché dovevo cercare i posti. Sì, non era facile. Cioè, non era facile. Anche certi abitavano in zone di campagna, no? Io ho trovato in quel periodo là una persona che vorrei dire molto simpatica, che è venuta in mio aiuto. E subito ha voluto fare conoscenza con me. Mi ricordo che mi diceva, faceva un po' ridere: guarda, noi possiamo essere anche colleghi perché siamo tutti e due dipendenti del comune. E era l'addetto al cimitero. E vabbè, lui detto, siamo colleghi, e vabbè, quando torno, io so tutto dove sono le persone, gli indirizzi, tutto. E quindi anche quando mi trovavo in difficoltà per trovare qualche cosa, lui era sempre pronto, non so, era sempre presente, non so come, e quindi mi capitava di urgenza all'urgenza: dottore, urgente, dottore, vengo, l'accompagno anch'io, so dov'è. Proprio disponibile. A un certo punto dico: ma io non posso presentarmi a fare una visita a un ammalato grave insieme al becchino, non andava bene. Ho dovuto rinunciare a questa situazione qua. Comunque è sempre stato un ottimo amico, mi ha sempre aiutato. Bella questa. E quindi sovravo queste difficoltà, insomma. Ricordi che svaniscono, le visite, ecco, erano tante visite, ora non so, io mi trovavo, facevo anche 15-20 visite a domicilio al giorno, era una cosa che adesso neanche ci si sogna di questa roba qua. Poi mancava, non c'era allora un medico pediatra, eccetera, quindi i bambini, ad esempio, non si portavano mai in ambulatorio, quindi anche per 2 o 3 linee di febbre ti chiamavano a casa per i bambini. Poi ricordo il periodo dell'influenza che mi è capitato subito dopo arrivato, che allora c'erano le influenze, facevo anche 50 visite al giorno, finivo a mezzanotte con la pila perché non sapevo dove andare. Sono robe che sembrano impossibili adesso, no? Ma pure così lo facevo. C'erano queste abitudini strane anche allora. Ecco, sempre la domenica
alla domenica c'era un'abitudine, dove lavoravo anche di domenica in ambulatorio, perché c'era l'abitudine che dopo la messa prima che era, non mi ricordo ancora alle 6, tutte le donne che venivano da messa andavano tutte a messa prima perché dopo dovevano lavorare a casa e fare le faccende domestiche in tempo, però passavano tutte per l'ambulatorio e misurarsi a pressione a fare ricette, sicché io dalle 7 della mattina della domenica dovevo stare là in ambulatorio fino alle 10 a solvere questo compito che era un'usanza comunque non ho potuto. Non c'era nessuno che l'aiutava, cioè lei aveva 7 giorni su 7. Ecco, volevo dire che ho trovato però in quel periodo là un altro medico che esercitava a Codogniere, il dottor Pontieri, il quale sarebbe anche bene che voi lo intervistaste, perché anche lui può avere delle esperienze di Codogniere, insomma. E per fortunatamente era una bravissima persona, con la quale sono andato subito d'accordo, nonostante che ci sia sempre un po' di rivalità tra medici che si notano dappertutto, tanto più che io pensavo magari un dopo di diventare medico condotto di Codogniere, naturalmente passato il tempo con i concorsi eccetera fatti, ma la stessa idea l'aveva anche lui, pensavo, lui era un po' più anziano di me, era un calabrese, ma era tanto tempo che era qua nel Veneto perché si era sistemato in Friuli, era là durante il terremoto, era scappato da là, non so. Comunque con il dottor Pontieri francamente siamo andati subito d'accordo, un carissimo amico con il quale abbiamo anche lavorato. In seguito siamo riusciti anche a sostituirci vicendevolmente, magari in certe giornate, io canso durante le ferie o certi giorni, perché allora non c'era guardia medica, dovevamo lavorare sempre anche di notte, ci chiamavano di notte e purtroppo le visite notturne non è che fossero poche, erano spesse. Alle volte ti chiamavano per cose da poco, ma sai, dovevi partire perché non sapevi bene cos'era. Insomma. Quindi anche queste sono esperienze che ho avuto lontano. Ecco. Cioè all'inizio grossi sacrifici, poi un po' alla volta è migliorata la situazione. Ecco, è migliorata, ma con gli anni. Con gli anni, addirittura sì. Anche sempre non c'erano le guardie mediche festive, eccetera. Abbiamo però imparato a fare le guardie da noi, ci sostituiamo vicendevolmente, magari anche con qualche collega di Gaiarine o di Vassola, ma abbiamo cominciato così. Perché effettivamente se no non ci si poteva mai allontanare. Insomma. Poi un'altra cosa era che non c'erano pronto soccorso in ospedale, quindi tutte le piccole, le medicazioni, le pistassi, le suture, dovevi arrangiarti tutto tu a casa. Quindi c'era il ricovero diretto se c'era bisogno? Sì, o ricoveravi se erano cose gravi o se no dovevi arrangiarti. Sì. E ora notte e giorno magari uno si faceva male, doveva arrangiarti, fare le suture, tamponare il sangue di naso, ma alle volte ti capitava di notte che ti faceva un disastro in ambulatorio, magari con molto di sangue in giro. Sì. Dico, sono stato fortunato perché venivo dalla chirurgia, quindi mi arrangiavo su queste piccole cose. Sì. Come anche ho avuto la fortuna che una volta la chirurgia aveva dentro anche la maternità, quindi avevo una certa esperienza anche di maternità, perché qua mi sono trovato anche qua con una carissima, vorrei dire, persona che era un'ostetrica, non un'ostetrica comunale, perché una volta c'erano anche le ostetriche comunali. Questa qua era una libera professionista, ma molto stimata, che veniva molto chiamata, molto di più dell'ostetrica comunale, ma aveva, come tutte le ostetriche di una volta, si sentiva offesa di mandare in ospedale una partoriente, perché lei gli sembrava quasi un affronto mandare in ospedale una, perché doveva fare tutto fino all'ultimo momento e succedeva che magari aspettava e quando ormai le cose si facevano difficili, magari certi pasti difficili che non andavano avanti con sofferenza del bambino eccetera, non c'era il tempo neanche di mandare in ospedale perché allora là i mezzi di comunicazione erano un po' diversi, e allora cosa faceva? Chiamava me
E io mi sono trovato in difficoltà per questa ostetrica che fortuna io brontolando dovevo arrangiarmi a fare quello che facevo in ospedale. Per fortuna avevo un po' di esperienza, ma insomma per preparare, usare un forcipe in casa privata o in sala a parte ospedale c'è differenza, insomma, Sì. e quindi c'era molto più rischio, eccetera. Fortunatamente mi è sempre andata bene, ho dovuto fare anche quella cosa che adesso un medico di base, come si chiama, non si pensa neanche più di fare queste robe qua. Sì, una volta nascevano quasi tutti in casa, Tutti quegli anni nascevano là, a no? casa, Sì, esatto, ecco. sì, sì, sì. Erano cose, quindi il medico doveva assistere. E un medico, ricordi lontani. Vorrei dire non so cosa farmi venire in mente ancora. Quando è che è cominciata a migliorare la situazione per voi medici? Diciamo che avete Insomma, cominciato a adesso tirare un non po' il posso fiato. darti idee date perché Non ho date, non ma mi vengono diciamo, in mente, no, no insomma. come date, ma Da è quel tempo un migliorato po' alla poi, diciamo. volta è migliorata la Quindi situazione. Sì, avevate i sì. vostri Cioè, era turni. migliorata con i turni, con le guardie mediche, le guardie festive, che quindi era una cosa, ma è venuta molto, ma molto tardi, insomma. E come esperienza L'esperienza umana, dopo tutte quante, perché io ero sì. il medico là, era anche medico condotto, quindi aveva anche una responsabilità dal punto di vista dell'igiene sociale, quindi dovevo anche col comune assieme, mi ricordo un carissimo amico che era Danilo Dalla Valle, che faceva parte del comune, andavamo anche a fare tutte le visite per dare l'abitabilità alle nuove costruzioni, no? Quindi anche quello era un lavoro che si impegnava sempre. Le salme nei cimiteri, allora c'era anche l'abitudine che c'erano poche di mettere sempre le salme, imprestarle a chi aveva le tombe, però quando facevano le tombe nuove bisognava trasportare eh, le salme nelle nuove tombe, sì, sì, nelle sì. nuove cose, e quindi anche là ti impegnava anche giornate perché il medico doveva essere sempre presente su queste operazioni. Quindi, ricordo sempre i pidocchi che non esistevano perché nessuno sapeva neanche chi erano i pidocchi. È stato un periodo, che non mi ricordo quell'anno, che è cominciato a venire fuori i pidocchi. E quindi i pidocchi erano una novità perché non sapevamo neanche come trattarli. E allora cominciavamo a dover andare a vedere in tutte le scuole, guardare le teste di tutti i bambini se avevano i pidocchi insieme alle maestre, facevamo ogni settimana una revisione di tutte le scuole per vedere tutti i pidocchi. E farlo neanche apposta, una delle mie figlie che era a scuola elementare, gliela trovavo sempre quei pidocchi, sempre, e non so perché avevamo tanta prudenza Sì, sì, sì. per non fargliele avere. E non dico il nome di quella figlia, No, che sì. è sposata. Sì. No. Altri impegni, la vaccinazione antipolio, ad esempio, una volta si moriva con la poliomielite, si restava paralizzati. Ecco, era il periodo mio che sono arrivato, che è cominciata la vaccinazione antipolio, e quindi anche quella ti impegnava molto, ma è stata veramente veramente importante, ecco, anche dal punto di vista civile e sociale, perché la poliomielite adesso è sparita, non esiste più, è dovuta appunto alla vaccinazione antipolio. Cosa posso dirti ancora? Oltre all'arrivo di pidocchi, adesso cercherò di farmi venire in mente qualcos'altro, ma... Il medico, dottore, in quel tempo là, rispetto a oggi, eravate anche un senso di comunicazione fra cittadini, cioè come era il parroco, il medico, eravate dei punti di riferimento ben precisi, che sono no? importanti nel paese, era il prete, il farmacista, il dottor, sì. Eravate dei punti di riferimento per le persone, anche non solo da un punto di vista medico, ma anche psicologico. Cioè aiutavate molto le persone anche. Sicuramente, no? Difatti mi sono trovato anche adesso, ma roba al di fuori della mia professione, ma abbiamo, con l'aiuto di Ciano Gus, ecco un altro personaggio che si potrebbe sempre ricordare per Codognè.
abbiamo fondato un'associazione che si chiamava i Maialevi e si andava a fare le pedalate alla domenica nei paesi vari e venivamo sempre a casa con qualche trofeo perché eravamo anche bravi, no? Ora tanto, ma insomma così. E allora con qui anche facevamo, e dopo un'altra era l'associazione di salmonidi di pescatori, sì, anche là ci organizzava. Naturalmente il dottore era la persona più importante, io ero sempre presidente, anche se non aveva nessuna voglia di farlo. E allora, era presidente sì. E allora facevamo anche le gare di pesca qua, effettivamente erano bellissime gare, venivano da tutto il Veneto, perché le organizzavamo molto bene, insomma, qua nei nostri fiumi. Ma quelle qua sono cose strane, sì, che ci tenevano uniti, insomma, così nella cosa. Questo però quando potevo cominciare a avere delle giornate libere, delle mattine libere, potevo fare anche il presidente delle varie associazioni. Quindi diciamo tutto sommato questa esperienza di Colognano è un'esperienza positiva per lei dal punto di vista umano e anche senz'altro io dico mi dispiace perché ricordo dovrei averne tanti ma comincio a perderli, capisci? Svaniscono così. Dico anche le persone, le cose, tante che ho conosciute, con quale potevo avere di buoni rapporti o anche avere dei ricordi particolari, di situazioni particolari che mi sono compiutute, ma adesso francamente non mi ricordo. Non saprei cos'altro dirti, insomma, sì. di altre cose. Io mi ero fatto qualche punto, ma mi pare più o meno di averti detto tutto, insomma, sì. l'hai capito? E dopo, no, io sono andato dopo in pensione, mi sono ritirato praticamente nel 95. 95. Più o meno, no? Le manca un po' questa, la sua professione? Cosa le manca? Ecco, avevo un periodo però che anche dopo andato in pensione lavoravo lo stesso, mi chiamavano, mi andavo a trovare soprattutto le mie vecchiette, ecco, le mie donne. Dopo naturalmente, siccome che una alla volta sono morte tutte, sono rimasto senza quell'attività, che era un'attività gratuita che facevo così. Sì, per amicizia. Sì. Tu mi chiedevi se avevo fotografie, mie fotografie, avevo questa qua, guarda Pio, che avevo messo sempre via, con scritto per fuori, per epigrafe, eventualmente se muoio prima del 2005. Adesso ormai siamo al 2014. Beh, allora vuol dire che la porta fortuna sta foto. Adesso non so se si può usare ancora questa foto, ma meglio averla. Questa qua comunque è una foto in cui praticamente lavoravo, ecco, adesso a risalire al 2000, sta qua al 2000 ancora. 2000, non so. Ma che bene, sì, molto interessante. Dopo ho fotografie, perché ho fatto anche il soldato, perché ho fatto l'alpino a Feltre. Ah, guarda che belle queste qua. Sì, dopo le femo le riproduzioni. Siccome che il fotografo era me, poche come una che sono come succede? Perché non ho mai imparato a sciare, ho tentato, ma non ero mai bravo. Dopo ce n'è una da quando era allievo ufficiale medico a Firenze, abbiamo varie robe così. Quindi lui la sua attività l'ha cominciata a Firenze allora? Dopo l'università, dove andare all'università? A Padova? Ho fatto a Padova, mi sono laureato nel 57, mi pare, 57. E dopo sono stato, ma io anche da studente, era già il secondo anno di medicina, una volta si usava stare in ospedale. Ero sempre dentro in ospedale. Quindi come studenti si sta, aspetta dopo che le andasse pur fare. Quindi avevo anche molta esperienza anche in laboratorio, eccetera, lavoravo, mi piaceva, era una persona. Dopo una volta laureato e ho dovuto fare il militare. E allora ho fatto la richiesta per fare l'ufficiale medico e sono andato a fare l'ufficiale medico e l'allievo ufficiale medico a Firenze. Ah, Firenze. E ho fatto là, assieme ai farmacisti eravamo, no?
E là ho fatto le mie cose, era il tempo in cui è partito lo Sputnik, mi pare. Ah, quegli anni, no? Era quegli anni lì. Fine anni Ecco, 50, inizio ecco. anni 60. E là arriva la grande epidemia di influenza, l'asiatica, Ah, la mi zia. ricordo, Sì, sì. e là eravamo tutti quanti ammalati, fuori che due, me e un altro collega di Venezia, che non mi ricordo come che si chiama, porca miseria, eravamo i due unici medici che non avevano l'influenza, avendo dovuto curare tutti quegli altri 150. Vedi, creare Però, un'immunità, insomma, così, curando gli altri forse. però anche là a Firenze, insomma, si fece le nostre esercitazioni militari io stesso, infatti, esami, là mi ho fatto anche una specializzazione presso l'università in igiene, nel momento che mi trovavo là, avevo questa possibilità di andare alla sera a fare queste scuole serali di specializzazione. Sì, sì. Che poi a servì quando che lei Sì, veniva sì. qua, insomma. Se aveva un comandante che si chiama, era un maggiore, maggiore medico, uno di quei cattivi, rognosi, che si dava tanta importanza. Lei era piccinino, ma lei era rognoso. E che, insomma, Sì, come sì. tutti i napoletani che era là nati, che ha subito messo un soprannome, il super corto maggiore. Super corto. Tirare la benzina. Super corto maggiore. Super corto maggiore. Ah, bene, comunque. Bene, dottore, allora niente, grazie, mi tocca ringraziarlo di questo tempo che lui mi ha dedicato. Lei è un'esperienza dal punto di vista mio, non posso altro che dire bene, perché se ben conoscesse, lui mi conosce da quando che sono nato, si può dire. Ah, sì, E mi anche me ricordo. so che lui l'ha sempre fatto del bene in paese e lei conosciuto in paese per essere una persona che ha fatto del bene, e le belle che resta sto ricordo di queste persone come lui che l'ha fatto questo servizio alla comunità del Colognè. Se lei qualcos'altro che vuole aggiungere prima che, No, che sì, chiudiamo l'intervento. guardando qua, Sì, ho trovato uno scritto di una mia figlia che non so qual che sia, penso la ultima, sì. che dice Descrivo il mio papà. Ah, lo lega, lo lega. L'hai leso, il mio papà è grasso, fa il dottore e mi porta a fare dei giretti. È basso, però se monto, se monta nella macchina della mamma, arriva fino alla capota, anche se è basso. È molto buono. Se gli chiedo di comprarmi qualche cosa, me la compra. Gli piace essere vestito di marrone e di nero. Mi racconta tante belle storie. Certe sere viene a casa tardi perché ha tante visite, allora io vado a dormire nel suo letto e la mamma mi dice: stai più dalla mia parte, se no quando viene a letto ti schiaccia. Allora questa l'ho. Che bella questa, veramente una bella testimonianza. Bene, allora dottore, grazie ancora e grazie di tutto quello che l'ha fatto per noi e per il paese. Ecco, comunque